Il 2019 inizia all'insegna dello shopping, sarà la Sicilia e Basilicata dove i saldi inizieranno a partire da oggi 2 gennaio le regioni importanti italiane. Secondo quanto riferisce la Confcommercio riguarderanno più di 15 milioni di famiglie per un giro d'affari di circa 5 miliardi di euro. La spesa media a famiglia secondo i diversi calcoli si aggira tra i 250-300 euro in abbigliamento, calzature e accessori vari e di circa 100-110 euro a persona. Confcommercio Agrigento dichiara con il suo presidente Alfonso Valenza: occasioni importanti saranno offerte dai commercianti, ma attenzione e soprattutto occhio alle regole. Secondo Confesercenti quest'anno sarà particolarmente elevata l'adesione di negozianti, con circa 280.000 attività commerciali. Le scarpe sono l'acquisto più desiderato degli italiani, seguito da prodotti di maglieria, pantaloni e prodotti tessili e moda per la casa ricercati dai consumatori. Per i consumatori sarà meglio del Black Friday, con un periodo di sconti più lungo e tutti i vantaggi del negozio tradizionale. Anche le vendite di Natale, seppur positive, sono state sotto le attese. Per i consumatori del Codacons, invece, le vendite saranno inferiori del 7% rispetto a quelle del 2018. Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons, dice: non basteranno a risollevare le sorti del commercio, le ragioni sarebbero diverse. I consumatori stanno infatti spostandosi verso l'acquisto e-commerce che può godere di sconti liberi tutto l'anno. I saldi di fine stagione appaiono inutili e obsoleti e andrebbero eliminati del tutto per far posto sia a iniziative come il Black Friday, che registrano il grande favore dei consumatori, sia alla liberalizzazione degli sconti, lasciando agli esercenti la facoltà di scegliere quando e come scontare la propria merce. Le vendite di questi prossimi giorni, aggiunge, sono essenziali per cercare di chiudere una stagione commerciale non positiva. Ci aspettiamo che i consumatori approfitteranno anche quest'anno delle vendite a saldo anche per comprare a costi vantaggiosi. Lo dice la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio, commentando l'inizio dei saldi a partire da oggi.